Con coach Daniele Agnello. Ciao coach, purtroppo siamo qui a parlare di un'altra sconfitta, una Ruker per 35 minuti solida e poi la domanda delle domande, cos'è successo? Ma intanto vorrei non rischiare di dire sempre le stesse cose, quindi la frase standard la dico adesso e poi non la dico più. È chiaro che a capo di tutte le responsabilità tecniche ci sono io, quindi quello che sto per dire dipende comunque da me. Purtroppo ci sono larghi momenti all'interno della partita in cui clamorosamente non riusciamo a coinvolgerci in attacco, non riusciamo a giocare all'interno delle proprie caratteristiche e nella nostra metà campo non riusciamo ad avere il numero sufficiente di giocatori che possa darci qualcosa un po', anche una giocata da gregario, da role player, non so come descriverla, facciamo veramente fatica. Per cui io non sono d'accordissimo con i 35 minuti di cui parli tu, Simo. Probabilmente abbiamo fatto un secondo quarto difensivo all'altezza, ma poi abbiamo comunque concesso una quantità di rimbalzi offensivi, 16, ed erano, se non sbaglio, 11 nella prima metà, che è tantissimo. Per cui se vogliamo, o se pensiamo veramente di essere una squadra che può giocare un pochettino più di corpo, i numeri stasera sono impietosi e c'è poco da dire, al netto dei complimenti che vanno fatto, ci mancherebbe altro ad Orzinuovi. Capitan Tassinari, Daniele ha detto vediamo dei fantasmi. È chiaro che con 2 vittorie e 5 sconfitte cala un po', come dire, l'autostima e Andrea sostiene il fatto che invece questa squadra deve imparare ad essere consapevole di essere forte in campo. Quindi cosa manca? È un aspetto più mentale o è un aspetto più tecnico o entrambi o altri aspetti? Ma stasera, ma in generale in questo periodo che chiaramente non è positivo, ti direi che probabilmente poi l'aspetto mentale va ad incidere tantissimo sull'aspetto tecnico. Però ecco, direi che c'è poco da aggiungere rispetto a quello che ho detto prima. Siamo convinti di essere una buona squadra, sicuramente, questo sì. In questo momento il campo parla in maniera abbastanza chiara. Buonasera coach, oltre all'aspetto tecnico da lei menzionato, da fuori non vede un po' di mancanza di carattere, di quella personalità, di quel giocatore che si prende un po' sì sulle spalle ma anche la guida della squadra, non tanto dentro il campo ma anche fuori dal campo, che dà una strigliata ai ragazzi. Non possiamo prendere 15 punti gli ultimi 5 minuti senza segnare, manca un po' quella figura secondo lei? Ma probabilmente sì, non credo per mancanza di coraggio nell'assumere quel ruolo o cose diverse. Poi sai, il problema è che quando le cose vanno male di variabili da analizzare ce ne sarebbero tante e ognuno giustamente ha la sua versione e la sua risposta, magari sono tutte giuste, però poi dobbiamo trovare il pulsante da spingere per fare in modo che quelle 3 o 4 cosettine perlomeno vadano nel verso giusto. Grazie coach. Grazie.